Il caso di coronavirus in provincia irrompe come una saetta anche su quello che doveva essere il carnevale più bello del mondo, a Venezia. Per primo è stato l'avvocato veneziano Francesco Mario Delia del Comitato Utenti Consumatori Lido a chiedere la sospensione in via precauzionale del carnevale in Laguna. Il presidente della municipalità di Venezia, Murano e Burano, Giovanni Andrea Martini, ha chiesto formalmente che la festa sia interrotta. In questo senso sono andate anche le prese di posizione di Sara Wisman, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, e per arrivare ai comitati cittadini anche Fabio Mozzato, residente a Venezia, attivo sulla mobilitazione antismog, in particolare del Rio Novo. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha però risposto in modo chiaro, ribadendo che eventuali misure cautelative devono essere uniformi in tutto il paese e sono perciò demandate al ministro Speranza. Dunque il Carnevale di Venezia andrà avanti, come da programma. Nel pomeriggio Cristian Ghedina, testimonial del volo dell'Aquila dal campanile di San Marco, si è presentato ai giornalisti dal Grande Parco in piazza San Marco e l'arrivo a Venezia del grande discesista azzurro ha stemperato la tensione. Rimarranno invece chiuse da lunedì, fino a data da destinarsi, tutte le università del Veneto, comprese Ca' Foscari e IUAV di Venezia.